Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per il 7 luglio con la nuova di Venezia e Mestre. Andiamo alla pagina veneziana, ma in ogni caso la notizia che impera, e qui addirittura occupa tutta la prima pagina, compresa la fotonotizia: famiglia travolta da un'auto, morti bambino, papà e nonna. I turisti di Favaro camminavano sul ciglio, erano di Favaro, e sul ciglio fritta la mamma, a malore del nonno, arrestata la conducente tedesca dell'Audi, vedete, distrutta. Potete pensare che razza di botto che è stato, una cosa incredibile. Sotto poi ci sono anche le altre notizie, il racconto del nonno che dice: avrei preferito morire io, e Maria Grazia una vita all'USL e ora faceva la nonna. Una tragedia veramente che occupa tutto lo spazio del giornale. Poi si parla del concerto dei Pinguini Tattici in 60.000 a San Giuliano, e ospite di una RSA rimane ustionato, ora lotta contro la morte. Questo è successo a Pellestrina. Sul Gazzettino vedete anche qui: sbanda e falcia una famiglia, morti papà, nonna e bimbo, e la notizia nazionale: il governo accusa i PM, qualcuno fa politica dopo il caso Santanchè, a processo dal Mastro. Palazzo Chigi dice: una parte delle toghe vuole fare l'opposizione. Così il Veneto vuole attrarre le imprese straniere, il piano nell'articolo di Angela Pederiva che è in prima pagina. E Rebellin, si va su Rebellin, è ancora la tragedia del ciclista investito dal camion. La moglie dice: l'autista è un vile, paghi, perché sembra che lui fosse rimasto lì un pezzo prima di sparire. Vediamo un po' poi che cosa dice il Corriere del Veneto. Come vi dicevo, il turista tedesco investe una famiglia in passeggiata, morti bimbo, papà e nonna. Anche qui si dà spazio a questa notizia e si vede l'auto, insomma, purtroppo se ne parla, bisogna parlarne. Autonomia, le richieste dei fratelli, più di 500 proposte di modifica alla legge Calderoli, ma preoccupano le 23 degli alleati. La mafia camuffata che non spara e investe, 300 aziende segnalate. La mafia del nord, diciamo, quella che non è più quella di una volta dove si sparava tanto, adesso insomma si fanno altre cose, ma comunque sempre mafia. E recuperati più di 1400 capannoni abbandonati. Ecco cosa sono diventati questo servizio, una piccola fotonotizia. E lo stadio Venezia va avanti con la storia dell'Esposto, la Corte dei Conti. Ci sono altre notizie che andiamo a vedere anche nella pagina veneziana, così la apriamo insieme. La pagina veneziana di Notizie Plus, eccola qui: Fossò, schianto frontale, camion auto, grave un minorenne. Borseggi a Venezia, i poliziotti fermano 9 persone. Poi ci sono le altre notizie che rimbalzano ancora da ieri. Per esempio c'è questa: troppi lupi in montagna, urge una soluzione. È una proposta che arriva dall'assessorato alla caccia. E poi ci sono anche tante altre notizie che potete vedere nella nostra pagina e nel nostro portale. È tutto anche per Venezia.